Dopo il grande successo nello scontro al vertice contro il San Francesco Loano, la Sestese vuole chiudere al meglio questo 2023. Oggi affronta sul campo di casa la Campese di mister Meazzi. Dopo soli 5 minuti il portiere commette fallo su camera e l'arbitro non esita a fischiare il penalty. Alla battuta Andrea Balestrino che spiazzando Balbi sigla il gol del vantaggio. Lo stesso numero 9 prova la doppietta con questo colpo di tacco, ma il difensore gli nega la marcatura. Poco dopo si coordina a tecchiati col mancino, buona conclusione ma finisce sopra la traversa. Risponde la Campese con Mamadou Fall che calcia da posizione defilata, non trovando però lo specchio della porta. I raggi del sole ostacolano la ripresa della partita, ma riusciamo comunque a intravedere la parata del portiere sul colpo di testa di Chiarabini. Lo stesso Balbi è bravo a negare di nuovo il gol a Chiarabini, non accadrà nell'azione successiva quando il numero 11 Sestese spizza di testa verso la porta e grazie anche all'aiuto della traversa raddoppia il risultato. A un'altra occasione Mamadou Fall sul capovolgimento di fronte, ma ancora una volta la difesa verde stellata dice che di qui non si passa. A 7 minuti dalla ripresa combina alla grande il triangolo Sighieri Camera Balestrino, con quest'ultimo che spara un missile in porta trovando il nono gol in campionato. Non si ferma la Sestese e Camera ha la chance di calare il poker, ma il portiere para al tiro centrale. Il quarto gol arriva con l'incornata vincente di Tecchiati su calcio d'angolo battuto dal solito Sighieri. Sfiorata anche la quinta marcatura sul colpo di testa di Balestrino, salvato sulla linea in extremis da Chiappoi. Niente tripletta per il bomber verde stellato perché davanti a Balbi si fa ipnotizzare cestinando la rete del 5-0. La punizione di Sighieri verrà disinnescata dall'estremo difensore, perciò il match finirà 4-0, una Sestese che vince e convince a restare nelle zone limitrofi della capolista mentre la Campese è ferma a 7 punti. Ma rimanete sintonizzati su Dilettantissimo per scoprire cosa accadrà nell'anno nuovo.